Oggi, 20 giugno 2013, a Jesolo sono state presentate le nuove schede di dotazione ospedaliere territoriali, approvate dalla Giunta regionale il 18 giugno. Dottoressa Midea, nelle schede regionali una consistente novità è riservata all'organizzazione territoriale. Quali sono i punti principali, le novità che riguardano il territorio? I punti principali sono la riorganizzazione in un unico distretto per il quale sarà rafforzata sia la dimensione organizzativa sia la parte clinica, poi prevedono contestualmente il rafforzamento di quella che è la riorganizzazione delle cure primarie attraverso il potenziamento delle aggregazioni funzionali territoriali e la costituzione delle medicine di gruppo integrate, che saranno dei team multiprofessionali che saranno in grado di assicurare sul territorio un'assistenza H24 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno. A livello di offerta, per quanto riguarda per colmare quella fascia che tra l'ospedale e il territorio, è prevista la creazione di 72 posti letto di ospedali di comunità che saranno e di unità riabilitative territoriali, che saranno delle strutture di ricovero temporanee che faranno fronte alle esigenze di quei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero ma che sono ancora instabili per poter essere riportati a domicilio o essere istituzionalizzati. L'elemento fondamentale poi che permetterà l'integrazione ospedale-territorio sarà la creazione della centrale operativa territoriale. Il direttore generale dell'ULSS 10, Carlo Bramizza, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto che ha puntato sulla creazione di una sanità più efficiente. Inoltre ha anche espresso soddisfazione per il mantenimento dei 3 presidi ospedalieri di San Donà di Piave, di Portogruaro e di Jesolo e per la proposta dell'organizzazione territoriale di integrazione tra ospedale e territorio. Molto soddisfatto perché nella nostra azienda rimangono i 3 presidi ospedalieri pur con una loro specializzazione, San Donà un polo medico, Portogruaro un polo chirurgico rafforzato e a Jesolo un polo per la riabilitazione. Sono state accolte alcune indicazioni che avevamo noi fornito alla Giunta, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della medicina turistica e l'individuazione di un primariato di pronto soccorso per la medicina turistica con sede a Jesolo. Poi come numero di posti letto nella nostra azienda sono cresciuti tra posti letto in ospedale e posti letto nel territorio in strutture intermedie, un nuovo rapporto tra ospedale e territorio, un nuovo rapporto tra i nostri medici ospedalieri e i medici di base, nasce la sanità del futuro.